A munde donc cominciamo a vedere per le origini della gesto. Avete suen che entenem a dire che è che in San Juan che è un culte remito al Soleil e che il culte è recuperato per la Chiesa cattolica. A che è verità, ma è la realtà che è più complesso. Che è mese de 1000 anni che gli uomini sanno misurare il tempo, le annate, le stagioni, che sanno orientarsi sulla terra secondo i desplazamenti apparenti del Soleil. Per noi è pas che 5 secoli che sappiamo che è la terra che vira all'intorno del Soleil. E dunque, a misura dei secoli, dei tempi, la civilizzazione, la società, che hanno osservato e che hanno riconosciuto l'importanza del Soleil sui climati, sulle bestie, sulle piante, dalla sanità. E dunque viene cattato un Dio a mercato copia nelle civilizzazioni antiche, rituali e celebrazioni. Entrambi strupicos e a luna dell'equatore, Dio e net che era madesso lungo tutto l'anno, sun che io ora. Per contro, de strupicos capa cerques polars, a chi e la differenza di durata entre net e Dio che è de mese marcato, e a chi dunque l'anche se stiro entran due solstici. Un Dio més lungo che la net, San Juan, d'estiu, e un net més lungo che Dio, Nadal. Es pobles nordiques che coneguen la lunga net di guerra, marcato per gestos de lum, justament, en ta virasa che ropou de non vedere il soleil a tornar, e autapla un estiu sense net, cargat d'energia, amb aquiu e aquiu celebrat per gestos de huec. Don de tus temps, et solstici d'estiu, è moment un il soleil è més saut en seu, un es dies son es més lungues, che è stat celebrat assi en comengi. Dempiù generazioni e generazioni che è fixat a la net de 23 a 24 de giugno. E la sola eccezione che podem trovare che è la net de Sempei, de 28 a 29 de giugno. All'intorno del solstici d'estiu, es dies che seguiscono e la differenza di durata del Dio su la net o della net su il Dio di l'una all'altra che è di mau coneghe e che è ciò che esplica che è de coach un desplazamento della gesto che hi ha comune a replan entram era pujada e era baixada. Il més bon exemple che podem trobar mos è dat per Julien Sacasa, donc al segle XIX, che mos explica per esempio che a cadau en l'arbust es pastus de la vaig, che heuen haios a cap d'una montagna e las nets de 21, 22 e 23 de juny. A pelo més baix, a Castillon e a Sant Aguantin, que hi havia dos saiars, un en Sant Joan, benedit en vilatge, e n'aute en Sempei, de l'altre costat de l'aigua. Que tornam a la noció de pluralitat, de het Sant Joan que io gesto pagano, cristianizado, més que s'ha salvat força trets de paganisme. Més de quin paganisme parlam? Hi ha pas un paganisme universal, més mantus paganisme. Tasso che mos toca assi en comenge, che mos cau parlar de la religion pre-cristiana e la religion aquitana, che ero praticato per convenis, aquells convenis che furen romanitzats, e la religion romana che es venguec empeutar sus e la religion aquitana, sense cambiarlo, hi haué cum fusion. En comenge, en navescat de comenge, de sembretran de comenge, che trobam un mercai per tot, parròquios o caperos dedicados a Sant Joan Battista. Mes de l'uny che i Sento Maria era vierges che i mes presento. Il rapport che hi ha più pres pot canviar d'un passant a l'altre de la vescat, mes de 1 per 5 a 1 per 10. Per contra, che trobam
un po' per tutto, forse rappresentazione di Saint Juan Battista, come questo, che vende la Gleisa Sant'Antoni de Menguè. Adesso ne passe per renta poco che la Gleisa cattolica causic di celebrare la nascenza di Saint Juan Battista a 24 di giugno e della coincidì a mezz'ustici d'estiu, che hi ha un discorso a re, che hi ha un simbolico. Juan, Johannes in latin, che ben dell'ebreu Yohanan, che vuol dire Dio da grazia. Juan Battista, che è profeta, precursor e predicatore di Cristo, che dice in Evangeli che è venuto a rendere testimoniaggi della luce. Suen che è rappresentato a medita della mano dretta leguata capazzeu, come in questo beirino della Gleisa Saint Juan de Murejau, e a annunciare la venguta di Nauet Elios. Suen ben che è rappresentato, che vedete, a un agnetto di costo, che passa di bremba che Saint Juan era ben un pastore, ermita e predicatore a Canze de Giordano, e dunque a tau che torna a prendere la funzione di protettore del bestiame e des pastors che era già presente nella vieilla religione. E infine dunque un elemento importante che potete analizzare bene, che è la basciata della pratica religiosa di un cattolico e cristiano. Non pas parlare di disparizione della religione cattolica. Il y a cambios de cures per villaggi su pla poc, per contro che vede un manten pla hort della tradizione de tuec, gairebé per tutto. Dunque, che possiamo dire che a quella vieja celebrazione, a quella vieja credenza, che sarà un temps trasportato in una religione, nunca un dogma, a mia teologia, aro che è passato a sto che possiamo apparare un dute positivo in ta as rites e so che portano as rites di Saint Juan, fertilità, prosperità. E l'ha pensato che è semplice, se non è a rende buon, può passare cadema. A tau dunque per aquest episodi sulla origine della gesto de Saint Juan, jo che vos demori deman a parlare queste cop della riconoscenza per la UNESCO da quello gesto. Dunque demori tu stai nei vostri commentari per contro, se non che vos dighi a deman, a diciats e portabus pla